Migliaia di posti di lavoro in Veneto sono garantiti dalla clausola sociale, quella che assicura la riassunzione dei dipendenti in caso di impresa subentrante in un appalto pubblico. In Parlamento ora si sta discutendo per renderla facoltativa e i sindacati CGIL, CISL e UIL si stanno mobilitando per evitarlo. Parliamo di migliaia di lavoratori nelle mense scolastiche, mense ospedaliere o delle case di riposo, piuttosto che abbiamo tutto un indotto legato al sistema dell'igiene e delle pulizie, e anche qui abbiamo migliaia di persone nel pubblico, però ci ricordiamo anche il privato, tipo le poste, nel senso che è ovvio che ci sono anche ambiti che comunque sono di fruibilità comune, che sono comunque caratterizzati dalla gara di appalto. Il rischio che noi intravediamo è che gli appalti, anche nel settore pubblico, quindi di servizi essenziali, si basino su una riduzione dell'occupazione, quindi una riduzione dei costi della manodopera sull'avvio di una stagione nella quale anche i servizi offerti alle persone possano subire un peggioramento per una mancanza di continuità nei lavoratori e delle lavoratrici di servizi essenziali. I sindacati hanno scritto al governatore veneto e agli assessori alla sanità, al lavoro e alla mobilità. Perché facciano sentire la loro voce a livello del governo, dove è in discussione il decreto legge sui lavori pubblici, perché la clausola sociale resti una clausola obbligatoria.